Buonasera, buonasera. Iniziamo spaccati alle 20 precise. Sapevamo che questo incontro sarebbe stato, come dire, un incontro tanto atteso e siamo orgogliosi, siamo fieri di avere anche quest'anno, posso dire, un amico non solo della Notte dei Lettori, ma di tutto il nostro Friuli, di un Friuli che anche sul piano, insomma, nazionale e internazionale, europeo, si fa conoscere per la sua ricchezza, grazie a chi ha la capacità, allo sguardo, alla parola, per dare, per immaginare, per costruire ponti, costruire relazioni, per pensare anche ad un'idea di pace. Ecco, noi siamo particolarmente contenti di avere qui Angelo Floramo. Grazie. Lo conoscete, non ha bisogno di parole da parte mia. Ecco, abbiamo qui anche il sindaco Alberto Felice De Toni, che invito a salire sul palco. Ieri qui in loggia abbiamo avuto un incontro con un altro scrittore, posso dire speciale, Eraldo Affinati, che ha dato questa definizione di lingua come casa del pensiero, proprio sottolineando il fatto che dentro le parole ci sono le emozioni, le riflessioni, le relazioni. Ecco, Angelo Floramo anche nei Balcani va alla scoperta e al racconto esalta proprio la caratteristica migliore di quei territori della nostra Europa, il fatto di essere le case delle lingue, delle genti, che anche se a volte si sono annientate tra di loro, si sono in maniera tragica, però sono state capaci anche di grandi racconti, di grandi relazioni, di grandi immaginazioni, che è quello che anche noi qui nella nostra piccola Udine, nel nostro piccolo grande osservatorio del mondo, vogliamo continuare a sognare. Ringrazio anche, dopo la chiamerò sul palco, Martina Del Picco, la nostra direttrice artistica. Ecco, è inesauribile, oltre che grande entusiasta. Ecco, la Notte dei Lettori veramente è un gioco di tanti, di una squadra, la squadra delle librerie, la squadra della nostra biblioteca, la squadra delle associazioni. È un progetto di comunità che vogliamo coltivare. Grazie e do la parola al sindaco. Sarò molto breve, volevo portarvi i saluti dell'intera città, dell'amministrazione in questa meravigliosa cornice e volevo complimentarmi con l'assessore, con la direttrice artistica, con tutto lo staff della biblioteca, ma anche in questo caso con la libreria e anche con Vicino Lontano che ha collaborato a questo evento. E questo evento nasce insieme agli altri da una collaborazione importante, anche pensate con 30 comuni circostanti, perché appunto c'è stato un lavoro di preparazione e si è visto la partecipazione, la numerosità, la qualità anche delle iniziative, degli interventi. Ovviamente è lusinghiero vedere Udine così piena di iniziative culturali, e io dico sempre che la cultura è la principale infrastruttura di qualsiasi comunità, sia nazionale che locale, quindi benvenga queste riflessioni. La Notte dei Lettori, tra l'altro, è un titolo evocativo. Oggi l'ho raccontato a delle persone diciamo di Venezia e erano incuriosite solo dal nome, quindi voglio complimentarmi con la biblioteca perché ha fatto recentemente anche una bellissima giornata sui giochi. Abbiamo avuto moltissimi bambini in tutte le piazze e quindi la biblioteca è un vero asset fondamentale per questa costruzione della cultura. Quindi
Voglio complimentarmi con Floramo perché quest'anno ha vinto il premio Nonino, è anche professore a contratto del nostro Ateneo nel corso di Scienze e Cultura del Cibo, e quindi abbiamo un grande intellettuale e stasera ci regalerà, lo so, alte, grandi riflessioni, e questo vagabondo a cui lui si richiama, alla fine siamo tutti un po' vagabondi. Complimenti e buona serata, arrivederci. Buonasera, buonasera a tutti. Ormai non serve più dire, creare locandine per questo evento, lo sanno tutti che il sabato alle ore 20 c'è Angelo Floramo, ma siamo partiti da lontano, siamo tutti un po' vagabondi, diceva il sindaco, è proprio così. Siamo partiti da un'anteprima itinerante che ha toccato la bellezza di 30 comuni per un centinaio di incontri, da Chiusaforte a Muggia, da Gemona, San Vito al Tagliamento e poi tanti paesi attorno a Udine, un percorso di avvicinamento poi fino ad arrivare a approdare di nuovo in città con eventi di anticipazione, l'inaugurazione il 6 giugno e la festa della Notte dei Lettori, perché veramente la festa di tutti continuerà fino a domani, domenica 9 giugno. Il tema di quest'anno è il viaggio. Ci siamo messi tutti insieme in viaggio. Prima si diceva direzione artistica, ma la direzione artistica è un ruolo inclusivo, io dico, dentro ci sono veramente tutti, ci sono le librerie, ci sono le biblioteche, ci sono i musei, ci sono i gruppi di lettura, ci sono le associazioni, tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Tema di quest'anno, dicevo, il viaggio. Abbiamo scelto una citazione che avete trovato scritta un po' nel materiale e la frase è: siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può. La citazione di Franz Kafka, abbiamo voluto così fare un omaggio al centenario della scomparsa del grande scrittore, nello stesso tempo entrare in questo tema, il tema delle erranze, delle partenze, dei ritorni, che abbiamo declinato in tante sfumature, in tanti significati: viaggio singolo, viaggio di popoli, viaggio come fame di curiosità e fame di conoscenza, ma anche viaggio come fuga e ricerca di libertà. Vi invito subito, prima di entrare in quello che sarà appunto questo grande ospite di stasera, che ormai è attesissimo sempre, vi invito subito, perché poi alla fine ci sarà sicuramente la voglia di abbracciare Angelo e di avere la firma sul suo libro. Più tardi alle 22:30 spettacolo mozzafiato in castello, Skyline, danza verticale sulla parete del castello, perché a proposito di viaggio, vivendo lo spazio, c'è anche uno spazio verticale che tende al cielo. Siete tutti invitati alle 22:30. Non servono presentazioni, lo aspettate, perché lui è una voce schietta, è una voce accogliente, è una voce scomoda, è una voce anche poetica, è una voce incantatrice, e lo sappiamo perché ce l'ha svelato in uno dei suoi romanzi, che nel suo corpo c'è un sangue degli avi, c'è sangue di maga e c'è un sangue di brigante. Ecco perché ci incanta così Angelo Floramo. È già stato ricordato il premio Nonino Risidaur 2024. Quando io l'ho chiamato anche quest'anno, gli ho proposto, come sempre, di sviluppare un po' a modo suo, come sa fare lui in maniera appassionata, il tema di quest'anno, che è il viaggio. E viaggio per Angelo Floramo uguale, sicuramente Balcani. Ma nel frattempo è successo qualcos'altro. È successo che ha iniziato a scrivere un nuovo libro in questi mesi, e questo libro, guarda caso, è proprio La breve storia sentimentale dei Balcani.
edita Bottega Errante, una delle nostre eccellenze nell'editoria della nostra regione Friuli Venezia Giulia, e questo evento nasce anche in collaborazione con Bottega Errante e il suo progetto Connessioni insieme a Vicino Lontano e l'Associazione delle Librerie in Comune. E così Angelo Floramo ha iniziato a scrivere questa, eccola qua, breve storia sentimentale dei Balcani, e quindi il viaggio è diventato anche una scrittura, e lo dice lui nel libro: le parole sono una traccia di un mio passaggio, in fin dei conti, un'orma appena sulla terra umida che il sole o la burrasca presto cancelleranno, non troppo diverse da quelle impercettibili lasciate poco fa dal Fagiano. Eppure continuo a scrivere, e di Balcani poi. Una storia breve, nel titolo c'è scritto così, forse perché questa è una delle possibili strade, dei possibili percorsi che si possono fare sui Balcani. Una storia sentimentale, perché? Perché ce lo dice lui, i Balcani, per Angelo Floramo, sono una sorta di condizione dello spirito, una mappa interiore, viscerale, profonda. E allora dentro questo libro troviamo storia e biografia che si intrecciano e poi si sciolgono nell'incontro con l'altro. Un viaggio che va dal mito alla storia e arriva fino ad oggi. Ci sono proprio 3 sezioni in questo libro. Ed ecco allora che il punto di partenza è il ventre, è la casa dell'autore, che è anche poi l'approdo e l'epicentro. E lui ci mostra, pensate come la definisce, la meravigliosa, frastornante alterità dei Balcani, e lo fa con una scrittura che non può che essere, la conosciamo ormai, saporosa, sapida, e anche un po' unta, e piena di sapori, quelle idee che da un momento all'altro riemergono, come la cipolla, quella cipolla mangiata con Daltin, delle sardelle in saor, gustate insieme. Floramo ci conduce in un luogo in cui sua nonna insegnava, e poi ci conduce in un ruscelletto illirico dove ci mostra quest'acqua che è abitata dagli spiriti, e poi ci presenta Medea, che è una badante, e poi ci porta ad assaggiare dei prodotti in una bottega dell'est Europa, qui a Udine, in Borgo Stazione, e poi in una locanda fuori Gorizia, una locanda che unisce un po' tutti i mari, il Baltico, il Mar Nero e il Mediterraneo. E ancora ci porta a conoscere i ponti, che sono come ali che uniscono le rivalità, e lo sorprendiamo mentre osserva la figlia, che ormai non è più bambina, è diventata donna, e prepara un trolley dove dentro, chissà, forse mette anche quelle vocine che il papà gli faceva per divertirla. E poi però è un viaggio bellissimo, intenso, ma a un certo punto, ed è l'ultimo passo che vado a rievocare, a un certo punto questo viaggio paralizza, cioè ci blocca, in un passaggio dove ci viene raccontato di una terra fatta di pietre e di sole, dove ci sono uomini che lavorano con rabbia e con fatica la terra, e ci sono donne che addolciscono quella terra perché trasformano i frutti in marmellate colorate. A un certo punto arriva la notizia che succedono cose orribili, però quelle cose orribili sono lontane, ma la violenza arrivano i colpi di fucile, arriva la violenza sulle donne, ma più forte, più violento di uno stupro è il gesto di una donna che consegna la figlia di un'altra donna ai boia. Le succederà di tutto a quella ragazzina, che però sopravvive, si chiama Fatna, e sopravvive per dirci, e sono parole di Angelo Floramo, che non ci sono popoli figli di puttana, ma figli di puttana in ogni popolo. Mi piacerebbe, scrive Floramo, che il libro conservasse in parte la magia di quei fantasmi sgranati che con il tempo hanno preso ad assomigliarmi, o io a loro piuttosto, sempre più barbuto, malinconico, sanguigno,
e vagabondo, sempre più balcanico. Ecco quello che sono diventato in tanti anni, e dunque sia Angelo Floramo. Ti lascio il microfono magari. Grazie. Beh, insomma, tanto approfitto per baciare, perché non è che capiti spesso. Buona serata a tutte e a tutti, dober večer, dobra večer, buone sere, buone gnotolade. Potremmo andare avanti utilizzando molte lingue, molti accenti. Stasera mi è stato chiesto di parlare di viaggi e di parlare in maniera particolare dei Balcani. Lo faccio davvero molto volentieri, perché sono convinto che quello spazio lì, che ci appartiene, che non è poi tanto lontano da noi, non è molto diverso da quello che noi siamo, già di per sé stesso un'intersezione di tanti mondi, di tante lingue. Io l'ho sempre visto come un avverbio. Per me i Balcani sono un mentre. Mentre è una bella parola del vocabolario, perché indica un tempo che si dilata, è un tempo che spazia. È bello, si fanno tante cose mentre ne avvengono delle altre. Ci si può amare mentre il mondo continua a scivolare, si può leggere un libro, si può fare una passeggiata, tenere una lezione, chiacchierare con gli amici, fare una cena, mentre la storia continua a macinare i suoi tempi, i suoi ritmi. Noi viviamo nel mentre, viviamo nei passaggi. Un ponte è un mentre, tra un prima e un dopo, tra una riva e l'altra. E sappiamo quanto purtroppo sia vero che sulle rive che si trovano da una parte e dall'altra vivono le popolazioni rivali, quelle che vengono chiamate proprio così. Ed è vero, e quanto è vero, che i ponti da sempre hanno cercato di evitare la rivalità degli umani, degli esseri umani. Ed è per questo che ogni volta nella storia dei Balcani in maniera particolare, coloro che detestano i ponti e detestano anche le biblioteche, che sono dei ponti a loro modo, hanno sparato sulle persone innocenti. C'è, lo ricordava Marina prima, una leggenda islamica, musulmana, che è molto bella, mi piace sempre ricordare, che dice che i ponti sono degli angeli che hanno i piedi nell'acqua e poi un'ala da una parte, un'ala dall'altra, e permettono a coloro che vi transitano sopra di abbracciarsi, di incontrarsi. Beh, insomma, la storia dei Balcani è una storia di ponti, c'è poco da dire. Aprite, sfogliate, andate a prenderlo dallo scaffale della vostra libreria, il ponte sulla Drina, il ponte più famoso dei Balcani, Ivo Andrić, e riassaporate la memoria di questa costruzione voluta da un sultano e poi tirata giù a cannonate all'inizio del primo conflitto mondiale, quello che ha inaugurato il secolo breve, 1914, e su un ponte nel 1914 passa un arciduca d'Austria, Franz Ferdinand, assieme alla sua sposa, il ponte latino, il Latinsky Most a Sarajevo, e quelle scoppiettate che vengono esplose poi faranno cadere il mondo in un turbinare impressionante di eventi. Quello era l'inizio del secolo breve. Prendete la fine del secolo breve, il 1999, ed è l'anno in cui da Aviano, non molto lontano dalla Tana, dove io vivo sul tagliamento, sono partiti gli F-16 della NATO a bombardare quelle città della Serbia con la falsa idea, con la falsa credenza che le bombe potessero fermare l'odio, potessero fermare un genocidio. Non è stato così. Le bombe non risolvono mai niente, semmai rinfocolano il dolore e la paura. Ogni volta che penso a quegli F-16 che passavano sopra la mia testa, mi viene da ricordare tante cose. Una ragazza si chiamava Vesna vuol dire primavera in tutte le lingue slave. L'avevo conosciuta a Trieste, io appena concluso il mio percorso universitario, lei studiava come traduttore ed interprete proprio lì a Trieste. Strane le circostanze della vita, mia figlia adesso poi
si è laureata proprio lì come traduttore ed interprete. E come spesso succede tra ragazzi ci si innamora, no? Poi insomma, ciglia lunghe, ombrose, zigomo alto, bellezza, occhi prensili e voce diaframmatica. Non ho mai capito che cosa volesse dire, ma è una glossa che Apollonio Rodio mette descrivendo appunto Medea, che è stata citata, il primo grande viaggio sui Balcani, magari poi ne parliamo. Vesna nel 1991, quando deflagra la ex Jugoslavia, viene chiamata da suo padre, siamo in un piccolo centro della Vojvodina, perché sta scoppiando la guerra. Lei parte, io perdo completamente le tracce di lei, non ci sono i telefonini, non c'è la possibilità telematica di trovarsi, di mettersi in contatto. E poi, nel 1999, quando le nostre televisioni ci hanno vomitato addosso, come spesso succede, come continuano a vomitare addosso anche oggi, le scene della guerra, riconosco, tra le macerie di Pančevo, quella piccola casa a 2 piani dove ebbi l'opportunità di conoscere suo padre, conoscere sua madre, provare l'ebbrezza di una rabbia condivisa. Non era rimasto altro che macerie. E ricordo la voce del presidente del Consiglio dell'epoca, che si chiamava Massimo D'Alema, il quale ebbe a dire che i nostri ragazzi che avevano partecipato ai bombardamenti avevano fatto un gran bel lavoro, un lavoro molto pulito, un lavoro intelligente. Si cominciava già allora a parlare di guerre capaci di utilizzare dei bersagli e delle bombe intelligenti. Ora, il fatto che una ragazza di 23 anni, che si chiama Primavera, possa essere morta sotto le bombe è quasi un paradigma della follia degli umani. E ogni volta che mi vengono a dire che i Balcani sono la camera oscura dell'Europa, a me viene da ricordare che probabilmente siamo noi i fotografi che andiamo poi a sviluppare in queste camere oscure quelli che sono i fantasmi degli altri e gli interessi nostri, personali. Siamo sempre pronti a indicare il dito. Ho sentito più volte raccontare e ricordare che quella gente lì è gente che da secoli si scanna e si uccide, quindi una crisi dopo l'altra, è normale che sia così, ma il fatto che dopo quella crisi, dopo la caduta della ex Jugoslavia, per esempio, gli abitanti della Bosnia oggi siano costretti a pagare ad una multinazionale, la Nestlé, l'acqua che bevono, io lo trovo una cosa che grida vendetta contro ogni giustizia. L'acqua, la terra, il fuoco, l'aria, sono gli elementi cosmici, ci appartengono, sono di tutti e quindi non sono di nessuno, proprio perché sono di tutti. Quante volte abbiamo girato gli occhi dall'altra parte o peggio, quante volte abbiamo fatto gli affari, e affari anche sonanti, per le crisi che si sono avvicendate nel tempo nei Balcani, troppe volte. Ne ricordiamo tutti i caschi blu dell'ONU a Srebrenica che si sono girati dall'altra parte, quando arrivava il generale Ratko Mladic e arrivavano i paramilitari di Arkan a violare l'innocenza delle donne e a portare gli uomini, tutti i maschi dai 16 ai 65 anni nel bosco, senza che ritornassero mai più. Si sono girati dall'altra parte, come d'altronde facciamo troppo spesso noi. Io lo ricordo spesso, lo ricordo con un certo dolore. Una volta parlandone un generale era seduto in prima fila, non so perché, con la divisa. Probabilmente si stava muovendo per delle manovre e a un certo punto si è alzato e si è arrabbiato. I generali, secondo me, ogni tanto mancano del senso dell'umorismo. Si è alzato e mi ha detto: ma basta! Lei non sa che cosa vuol dire ingaggio. Noi non avevamo l'ingaggio per poter in qualche modo metterci nel mezzo ed evitare la strage. Non avevamo l'ingaggio. Lei sa che cos'è l'ingaggio? E io l'ho guardato e gli ho detto: no, non so che cos'è l'ingaggio, però immagino che di fronte a una popolazione inerme, se c'è una forza che è capace di distinguere, di dividere o di salvare, è obbligata a farlo. Lui si è arrabbiato ancora di più, mi ha guardato indicandomi le spallette e mi ha detto: lei sa che cosa sono 4 stelle? E io ingenuamente gli ho detto: camera con bagno? E si è arrabbiato ancora di più, ma io volevo semplicemente ricordargli che forse la nostra vita, no?
è una vita fatta di incontri o di piccole cose, che forse la nostra attenzione verso quel mondo, che è un mondo meraviglioso, matto, disperato, tragico e bellissimo nello stesso tempo, è un atteggiamento che ci appartiene, è qualcosa che dobbiamo portarci dentro, fa parte della nostra responsabilità. I Balcani sono questo, sì, è vero, sono la camera oscura dell'Europa, ma sono anche la camera oscura in cui molto spesso la nostra anima si è assopita perché non ha voluto guardare o non ha voluto pensare. Nel Natale scorso, mentre io stappavo una bella bottiglia di ribolla gialla, bella, quella con il vetro ancora appannato, adesso vi faccio venire un po' di sete, io ce l'ho, avessi una bottiglietta di ribolla gialla, adesso la stapperei in vostro onore, ma mentre la stappavo e auguravo che ci fossero anni migliori, in quegli stessi istanti una bambina di 12 anni moriva di freddo a 150 km da casa mia, su quella che oggi viene chiamata la via balcanica, a Dragoncello, nell'Istria, dove è cresciuto, è nato mio padre. E mi sono chiesto come possa essere accettabile ancora oggi, no? Questa nostra infelice dimenticanza, il fatto che accettiamo che le siepi della nostra indifferenza crescano così belle, alte, attorno alle nostre case pulite di donne e uomini per bene, mentre lungo quella via buona parte di un'umanità infelice perde le stelle, perde la strada, si smarrisce e noi non ne sappiamo niente. Lo ricordo spesso, mi piace ricordarlo con un certo fastidio, la responsabile del WWF regionale alcuni mesi fa ha detto che c'è un'emergenza ecologica sul Carso tra Trieste e Gorizia e questa emergenza ecologica dovrebbe essere rappresentata dalle carabattole che i profughi si lasciano lungo la strada. Ma io non ho sentito nessuno protestare per una affermazione del genere. E spiegandola il giorno dopo a scuola alle ragazze e ai ragazzi ai quali ho il privilegio di raccontare le mie storie, ho detto che è come se nel 1944 nei cieli della Germania qualcuno avesse detto che il fumo dei forni crematori corrompeva la bellezza e la purezza di quella meraviglia. E la colpa ovviamente era di chi nel forno si trasformava in polvere sottile. Però le cose ce le dimentichiamo. E sono convinto che i Balcani siano lì per ricordarci che è possibile invece dire di no alla guerra, dire di no alla frammentazione, a ritrovare soltanto la bellezza e la bellezza dell'incontro. Io scatto alcune diapositive con voi questa sera, poche in verità, ma è semplicemente per condividere delle emozioni. Era il 1993 e io insegnavo a Tarvisio all'epoca e mi capitò in classe un ragazzino che veniva dalla Bosnia profonda, un ragazzino bosgnacco, Amir, che poi ho incontrato molte volte nel corso della mia vita. Amir è arrivato tra le mie ragazze e i miei ragazzi senza sapere una sola parola di italiano, si era fatto a piedi la strada, era passato da Bihać, terra che assieme a Nova Kladuša ancora oggi accoglie quelli che scappano dalle guerre, è lo stesso tragitto, è lo stesso itinerario. Beh, nel corso di un anno soltanto, è diventato uno degli studenti più bravi della mia classe. Sì, aveva ancora un accento, marcatamente bosgnacco, i bosgnacchi sono i bosniaci musulmani, ma mi piaceva, sono belli gli accenti, perché fanno vedere la diversità, la molteplicità. Gli accenti sono musica, sono la meraviglia del nostro parlare. Beh, insomma, alla fine dell'anno, quando l'anno ormai, come adesso, come in questi giorni, volgeva al termine, da insegnante tedioso e noioso, mi apprestavo a dare i compiti, come si fa, no? Comunemente, come i colleghi e le colleghe avranno fatto, i famosi compiti per le vacanze, famigerati compiti per le vacanze. E c'è stato chiaramente il solito moto di protesta. No, ma prof, i compiti, basta, no, ma no, 3 temi in 3 mesi, troppo, 3 temi in 3 mesi, no, è una cosa, leggere un libro durante le vacanze, no. Lui si alza e racconta una storia. E la sua storia è questa, è velocissima, dice, a Bihać i cecchini ci sparavano addosso, prendevano la mira e colpivano le persone, ma non era detto che quelle persone fossero bosgnacchi musulmani,
potevano tranquillamente anche essere serbi, oppure Bihać non è lontano da Plitvice, potevano essere dei croati, ma loro sparavano, comunque sparavano, prendevano la mira, inserivano dentro il canocchiale una faccia, un paio di occhiali, il bottone di una camicia, la carrozzina di una madre che portava il bambino, sempre di corsa. Ma non valeva nemmeno correre, perché ti sparano se corri troppo veloce, oppure ti sparano se vai troppo lento, ti sparano se hai un passo sghembo. Non è detto perché qualcuno ti spari. D'altronde io mi chiedo sempre, ma perché si spara? Non c'è mai una ragione, no, per sparare. Oddio, ce ne sono infinite di ragioni, generalmente hanno a che vedere con le banche, con il denaro e con gli interessi, però se qualcuno ti spara addosso tu puoi anche chiederti, ma io che cosa ti ho fatto? Lì non c'è la possibilità di chiedersi perché, ti sparano e basta. Però dice Amir con l'innocenza di un ragazzo di 14 anni, che figo, ho pensato, ci sono i cecchini e oggi non si va a scuola. E io mi sono ricordato di quando avevo 10 anni ed è venuto il terremoto in Friuli e la prima cosa che ho pensato è stato che figo, domani non vado a scuola. Perché si è così, no? Quando si è ragazzi. E anche lui ha detto, figo, ci sono i cecchini e io domani non vado a scuola. E invece, racconta Amir, mia madre mi fa trovare sul tavolo della colazione il burek, che voi sapete essere la terza prova ontologica dell'esistenza di Dio. Perché se non avete mai mangiato il burek in vita vostra, probabilmente rischiate di essere atei come me. Ma io il burek l'ho mangiato e mi sto convertendo. La sirnica in maniera particolare, quello col formaggio, buonissima. Quello col formaggio poi ti si scioglie nel momento in cui lo mangi. E c'è tutta quella parte della crosticina superiore che è abbastanza calda ma non troppo calda, mentre invece la parte interna diventa quasi una crema. E tu mangi il primo boccone di burek e ti rendi conto che non ti basterà. E ne devi mangiare un secondo e poi un terzo e un quarto e alla fine il burek è finito. E Amir guarda la madre e le dice, madre, perché mi hai messo il burek sul tavolo dal momento che io oggi non vado a scuola perché fuori ci sono i cecchini? E la madre di Amir gli risponde, figlio mio, se tu oggi non vai a scuola hanno già vinto loro. E Amir si prende il burek, se lo mette nella sua borsa a tracolla e comincia a correre e va a scuola. E per il resto della sua vita lì in Bosnia ha continuato a correre, a correre, a correre, a correre talmente tanto da arrivare poi a Tarvisi. E quando ha finito questa storia tutti si sono alzati in piedi e hanno applaudito. Io non ho voluto capire il perché, non so se per il burek, ma credo di no. Credo abbiano applaudito ad un moto di coscienza, ad una volontà di libertà, di essere liberi fino in fondo, non voler dare mai la ragione a chi ti spara senza nessun motivo e nemmeno a chi ti spara se mai avesse un motivo, perché non ci sono motivi per sparare, perché tutte le guerre, non solo quelle che nascono nei Balcani, ma ovunque nel mondo, non sono mai la mano di Caino che dà una botta in testa ad Abele, perché se arriviamo a pensare a questo vuol dire che crediamo che ci sia un Caino brutto, sporco e cattivo ed un Abele buono, innocente e gentile che alla fine muore per colpa di Caino. Non è così, io non credo che sia così. Io ho la presunzione di immaginare e di pensare che tutte le guerre siano stragi degli innocenti e basta. E qualche giorno fa facevo vedere alle ragazze e ai ragazzi della mia quinta, che tra pochi giorni farà l'esame di Stato, e a cui va tutto il mio pensiero di insegnante, facevo vedere due immagini, che rappresentavano lo stesso soggetto, una madre che corre tra le macerie con un figlio insanguinato in braccio. E poi ho chiesto loro di scegliere, di indicarmi quale fosse la madre ebrea e quale fosse la madre palestinese. Ho chiesto loro di mettermi una didascalia su dove fosse Gaza e dove fosse Ascalon, ma non potevano rispondermi, ovviamente, perché non c'è nessuna risposta ad una situazione del genere. È la guerra tra gli innocenti. E coloro che hanno subito un genocidio e credono che per questo possono avere il diritto di perpetuarne un altro, non possono essere scusati. Non è ammissibile, è una cosa triste. È una cosa triste. Che speriamo
nel tempo non si debba riprodurre, eppure la storia ci insegna che si riproduce costantemente. E allora lì, in quel mondo, brucia la Viecnica con i grandi libri meravigliosi e bellissimi in cui i sapienti musulmani, islamici, dialogavano sugli scaffali con i grandi autori serbi, ortodossi, con i poeti croati, con tutto il mondo, con tutto l'universo, perché chi odia i ponti odia i libri e odia le biblioteche e sicuramente apprezza molto i muri. Ecco, una cosa interessante è che i Balcani, malgrado la nostra idea, non conoscono l'amore per i muri, perché i Balcani non sono confini, i confini li abbiamo costruiti noi, li abbiamo immaginati, li abbiamo presidiati. I Balcani sono frontiera e la frontiera è femmina, l'abbiamo raccontato tante volte. La frontiera non è il maschio che presidia la terra, la violenta, le mette i cavalli di Frisia, le mette il reticolato, uomini in divisa che ti chiedono il perché dell'andare, che ti chiedono ragione di chi sei, dove vai, perché passi. I Balcani sono una frontiera infinita, immensa, parte sul Cilione Carsico e arriva lontano, ben oltre i Balcani, arriva in Siberia e non ti rendi conto di esserci passato, perché sono frontiere e le frontiere sono femmina e le femmine sono madri anche quando non lo sono, e nessuna madre, e vorrei che un giorno una potesse alzare la mano e dire io sì, nessuna madre è disposta a giurare su di una bandiera con l'idea che dentro quella bandiera insanguinato torni a casa il corpo di suo figlio, del suo sposo, di suo fratello, di suo padre. Nessuna madre. E quante volte continuiamo a ripetere magari ci fossero matrie nel mondo e non più patrie, perché nessuna madre accetta questo. E le madri di quel mondo, io le ho conosciute quando ero ancora un ragazzino e poi ho continuato a frequentarle perché sono donne di cui ci si innamora, da quando hanno 2 anni d'età fino alle vene varicose, mi dispiace dirlo, ma ti innamori di quelle donne lì, perché sono donne resistenti, sono donne che sanno accogliere ed accettare. La mia prima immagine risale appunto al 1975, Trattato di Osimo, l'anno prima del terremoto. Era solo nel 1975 l'anno in cui i confini, quel confine orientale lì per cui si è morti, per cui ci si è scannati, anche tra di noi europei, altro che Balcani. I Balcani, la popolazione tribale che da secoli, e noi non abbiamo fatto altro che guerre nel corso della nostra storia. I confini vengono messi a posto e mio padre, che era nato di là, non molto in là, non troppo in là, a Sfeto, un paesino appunto sull'altopiano, mi dice, andiamo de là. E mia madre impallidisce. E io non capisco perché mia mamma impallidisca. Mia madre impallidiva frequentemente, ovviamente. E continua ad impallidire ogni volta che vado a trovarla perché mi guarda con uno sguardo di commiserazione e impallidisce ancora. Ma mio padre dice, andiamo de là, porto il piccio. Sono stato piccio anch'io. Continuo ad essere piccio mio malgrado. Mi sono espanso in altre dimensioni. Partiamo per tornare nella terra dalla quale lui se n'era andato, ma non di sua volontà ovviamente, era il 1945. E ricordo l'ansia dell'avvicinamento alla linea del confine. Ricordo che mio padre si ammutolì, ed era una cosa strana perché mio padre aveva sempre l'ultima parola, invece in quel momento si ammutolì. Poi mi spiegò che aveva paura che qualcuno gli dicesse che non poteva passare, perché se n'era andato. E uno che parte non ha il diritto di tornare, è profugo per sempre. È uno che deve vivere nei silos di Trieste, dove lui ha vissuto per tanto tempo. Perché i profughi puzzano, perché si portano indietro i pidocchi, si portano indietro la sporcizia. E ogni volta che li vedo, i profughi del silos, io vedo mio padre. E per questo mi sento un po' loro figlio più che loro fratello, perché vivono la stessa situazione che ha vissuto lui assieme a tante altre persone. Insomma, alla fine ci fanno passare. C'è anche il graniciaro che scherza un po', perché sulla carta d'identità c'era scritto, anzi il passaporto, perché all'epoca era il passaporto, c'era scritto dove era nato. E quindi gli chiedono perché? Perché torni? Perché vuoi tornare? E la sua risposta è stata una risposta che all'epoca non ho capito, ero piccolino, non avevo neanche 10 anni. La risposta è stata nostalgia. Nostalgia. Poi mi hanno insegnato che nostalgia vuol dire il dolore del ritorno.
è qualcosa che ti porti dentro come un fardello, è un dolore, ma anche un piacere, perché sai che quando torni non troverai più quello che hai lasciato, perché anche tu sei diverso, il tempo è passato, non sei più lo stesso, le cose che vedrai, le persone che vedrai non sono più le stesse, non si torna più a casa. E ricordo in questo quello che mi ha raccontato tanti anni dopo un ebreo di Sarajevo, Predrag Finzi, che Bottega Errante ha pubblicato, uno dei pochi ebrei di Sarajevo rimasti, tra l'altro, perché anche quella è una storia che è dimenticata, che non si racconta più. E lui mi raccontò un giorno del suo ritorno a Sarajevo, dove insegnava filosofia teoretica, dopo aver fatto il pizzaiolo a Londra per molto tempo, da profugo, orgoglioso di essere un professore universitario di Sarajevo, che però facendo il pizzaiolo a Londra poteva dare di che mangiare alla moglie e ai figli, orgoglioso. E diceva, sai, si può anche sognare Kant mentre si inforna una pizza a Londra. E si può anche pensare, come Kant, che le uniche due cose che servono agli esseri umani sono il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. È l'unica cosa che serviva quando infilavo la pizza nel forno. Predrag mi dice, vado a Sarajevo, ho il coraggio, ritorno a Sarajevo, scendo nella piazza della Basciarsia e vedo che in fondo c'è la fermata dell'autobus e santo cielo, è seduta sulla panchina Vesna, anche lei si chiamava Vesna, sono tutte primavere le donne nei Balcani, con il suo foulard in testa e con la sua borsa pesante della spesa, con dentro forse un po' di bojanska kafa, un po' di caffè bosniaco e chissà quali altre carabattole. E le vado incontro, la voglio abbracciare, le voglio dire, Vesna, Vesna, sono Predrag, sono tornato, mi riconosci? E poi mi rendo conto che la panchina è vuota e che Vesna è morta tanti anni prima, colpita da un cecchino. Non puoi ritornare, non c'è la possibilità di ritornare. E mio padre si era reso conto, e quando siamo scesi a Sfeto, 1975, con una improbabile 850 talmente scassata e talmente vecchia, che altro che il pulmino Volkswagen di 3 uomini a bordo, del fiume a bordo, si fermava ogni 20 minuti con il radiatore che fumava. È stato un viaggio lunghissimo. Per me è stato il viaggio più lungo della mia vita. Ma quando siamo arrivati vicino al cimitero di Sfeto, che è ancora lì, da secoli è ancora lì, io ho visto le donne di Sfeto uscire fuori dalle loro case di pietra. Avevano lo scialle nero, avevano il foulard nero che copriva la testa, le ciocche di capelli bianchi, le calze nere, le babbucce nere, come mia nonna. Né più né meno che mia nonna. Ma chi le aveva avvisate che il Nini, come loro chiamavano mio padre, stava tornando a casa per la nostalgia? Chi le aveva avvisate? Nessuno. Non avevano neanche il telefono, eppure erano lì. E molti anni dopo, traducendo le Troiane, io ho visto nelle Troiane della tragedia greca quelle donne lì, identiche. Erano silenziose, c'era la Bora, che è l'unica grande padrona del Carso, che soffiava, gli scialli si allungavano verso di noi, come se fossero delle braccia che ci volevano chiamare. Erano le parche, erano le signore del tempo, erano degli esseri quasi mitologici, pieni di rughe. Avranno avuto, io avevo meno di 10 anni, avranno avuto 35 anni, fate conto, però per un bambino. E una teneva in mano una focaccia di pane, chleb, una teneva in un pugno un po' di sale e la terza su di un vassoio teneva una bottiglia di Sgania, che è la racchia slovena, con una serie di bicchierini. E poi ci offrirono il pane e ci dissero di annusarlo prima di mangiarlo perché era la terra. E poi ci dissero di mettere il sale sotto la lingua perché sono le lacrime, che possono essere tristi ma possono essere anche dolcissime, perché si piange anche per la felicità, oltre che per il dolore, per fortuna. E sono lacrime diverse ma ugualmente liberatorie. E poi di bere tutto d'un fiato la Sgania, perché l'anima umana ad un certo punto raggiunge un colmo che non ne può più e non può fare altro che mettersi a cantare. E vi giuro che io ho visto per la prima volta mio padre piangere e mi sono chiesto com'è possibile che mio padre possa piangere. Mio padre che era il nomos, la legge, la verità,
quello che sapeva sempre cosa era giusto e cosa era sbagliato, come poteva piangere? Eppure piangeva. E loro piangevano con lui e si abbracciavano insieme. Poi dopo aver bevuto la sgania ho cominciato a piangere anch'io. Mi sono fatto gli anticorpi da quella volta. Poi ho continuato, non a piangere, ma insomma a resistere, diciamo. Ecco, quell'immagine lì per me, se mi dovessero chiedere che cosa sono i Balcani per te, questa terra che poi vai peragrando, vai esplorando, che continui a ricercare, dove ti perdi, dove porti le tue studentesse e i tuoi studenti, che cosa sono per te? Sono quelle donne che hanno resistito, che hanno mantenuto la memoria, che avevano i solchi profondi, che in inglese si dicono records, le tracce. E in inglese to record vuol dire anche ricordare, appunto, registrare le rughe dei Balcani, le rughe sulla faccia delle donne dei Balcani. Sono la memoria che non può andarsene via, che non può essere dispersa, rimane resistenzialmente, ma non diventa odio, non può diventare odio, perché sennò hanno vinto loro, hanno vinto i cecchini di cui parlava Amir, se rimane l'odio. E in una delle visite lontane nella zona proprio di Srebrenica ho incontrato queste donne meravigliose, lo ricordava prima la dolcissima e bravissima presentatrice, che hanno deciso ad un certo punto che loro non erano né bosgnacche, musulmane, né croate cattoliche, erzegovesi, né serbe ortodosse, erano semplicemente e meravigliosamente donne di Bosnia. E la preparazione di quei mirtilli di pace, e faccio marketing ogni volta, che trovate alla Coop Nord-Est, sono l'altra prova dell'esistenza di Dio, sono buonissimi, sono l'attestazione di quanto la pace possa essere dolce. E ogni volta che le vai a trovare loro ti offrono una ricotta appena spumata, fresca, straordinaria, e ti mettono sopra le marmellate, ti guardano con occhi che sono pieni di nostalgia e ti dicono ma quanto è dolce la pace, quanto sa essere dolce la pace, quanto può esserla dolce, tantissimo, solo che ce ne dimentichiamo, perché abbiamo troppa fretta di andare, perché non ci rendiamo conto del nostro destino, della nostra vocazione, perdiamo la stella, no? Non riusciamo più ad orientarci, non riusciamo a capire il perché delle cose. Questo sono i Balcani, un dover essere, no? Una reminiscenza, la forza di una volontà che ogni tanto ti viene a mancare. È vero, io col tempo mi sto balcanizzando sempre di più, sto diventando sempre più malinconico, mi rendo conto che mi commuovo facilmente, sarà l'età, inevitabilmente sarà l'età, ho la barba fiorita d'altronde, come si diceva nel Medioevo. Però sono convinto che noi esseri umani, che abbiamo questo seme di passione dentro di noi, se non siamo capaci di commuoverci, se non siamo capaci di arrabbiarci, se non riusciamo ad andare dall'invettiva all'abbraccio, dalla poesia al canto, che cosa ci resta? Cosa ci rimane? Un conto in banca, forse, una manciata di libri, una camminata in questo breve spazio di vita che ci viene concesso. Ma cos'altro se ci viene a mancare la volontà di sentirci parte di questa incredibile tribù degli esseri umani? Ed è per questo che ogni anno mi ostino ad andare di là con le mie ragazze e i miei ragazzi. Pensate, l'anno scorso il viaggio è stato, come sempre, pieno di aspettative e ricco anche di emozioni. E ad un certo momento siamo rimasti in 3, era il primo giorno, era il 1° maggio, quando siamo arrivati a Novi Sad, città di una tenerezza, di una bellezza incredibile. Le persone sono belle perché sono una mescolanza di tutto. Ci sono lingue ufficiali a Novi Sad che vanno dal serbo al croato, al sorabo, al lusaziano, all'ungherese. Sono tutte lingue ufficiali di quella terra lì, che è la Vojvodina, è la terra di Vesna, di quella Vesna, della mia Vesna. Forse per quello gli accenti diventano musica. E sulla biblioteca di Novi Sad ci sono tutte le lingue che le genti di Novi Sad sanno parlare, e sono lingue madri, tutte lingue madri. E la lingua si chiama madre, mica lingua padre.
perché noi la apprendiamo nel momento in cui mettiamo le labbra sul capezzolo di nostra madre e da infanti, quali siamo, cioè non capaci di parlare, secondo l'etimologia latina, diventiamo esseri parlanti, quindi profondamente umani. Beh, in quel contesto lì i ragazzi sono andati a dormire perché erano stanchi, rimaniamo io, Marco, Roberto e Alberto, quasi i 4 moschettieri. E so che qualcuno aleggia qui questa sera. E a un certo punto diciamo, che cosa ci mettiamo a fare? È tardi, ormai è quasi arrivata la mezzanotte, e come 4 cani randagi cominciamo ad esplorare Novi Sad. A un certo momento si apre il lucore di una krčma, che è una osteriaccia, proprio di quelle che scendi giù in fondo, no? Devi scendere i gradini. La riconosci a naso, la krčma balcanica, perché ti viene fuori l'odore della racchia, l'odore della sigaretta, del sigaro, del tabacco, la bestemmia agrumata o la preghiera, che poi sono la stessa cosa, sono 2 modi diversi di pregare Dio, allo stesso modo come mi insegnava mio nonno. Scendiamo ed è pieno di giovani. Novi Sad è una città universitaria. Ragazzi e ragazze bellissime che suonano, che ballano e che cantano. E che cosa possiamo fare noi 4 disgraziati randagi? Ordiniamo il primo giro di racchia, la dunia, che è fatta con la mela cotogna, buonissima, la sliva, che è fatta con la susina, e che ti fa sentire il muschio nel momento in cui la bevi. E a un certo momento un gruppetto sale sul palcoscenico improvvisato, mettendo insieme alcuni tavoli, e si comincia a sentire una musica, no? Che ci guardiamo in faccia e diciamo, ma la conosciamo sta musica qua? Il 1° maggio, È il 1° maggio. Po 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 po, po 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 po, po 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 po, e la cantano in italiano. Si gira una ragazza verso di noi e io le dico bella ciao e mi trattengo dall'abbracciarla, anche perché vicino a lei c'era un armadio enorme, avrei rischiato grosso, ma ne sarebbe valsa la pena. E io mi sono chiesto, e l'ho condiviso con i miei amici randagi, ma perché da noi in Italia cantare bella ciao diventa quasi sospetto di eversione, mentre invece a Novi Sad il 1° maggio tutti impazziscono nel cantarla? E mi sono dato anche qualche risposta, che forse noi abbiamo dismesso i panni di quel cuore che è capace di provare il senso dell'utopia e il riconoscimento per quelle donne e per quegli uomini che non cantando quella canzone, perché non cantavano quella canzone, ne cantavano tante altre, ci hanno regalato un libricino che si chiama Costituzione Italiana. E sembra quasi che ce ne vergogniamo. Sembra quasi che quel pezzo di carta, come diceva Calamandrei, sia rimasto soltanto un pezzo di carta, e cantare bella ciao diventa quasi un'offesa. Non è così. E a Novi Sad, nel cuore dei Balcani, ci hanno insegnato che non è così. E quante altre cose, infinite cose. Ora, credo che il tempo volga lentamente alla nostra conclusione. Non vi tengo qui fin le 10:30, il momento dell'arrampicata epocale, anche perché mi hanno chiesto di salire sopra il castello per dimostrare di essere veramente balcanico all'incontrario. Però prima avrei bisogno di bere racchia per poterlo fare. Ma chiudo con questo. Siete mai andati in prigione? Mai? Male? Molto male. Perché in prigione bisogna andare, prima o poi. Una mia vecchia preside, la mia prima preside, quando si chiamavano ancora presidi, io dovevo ancora partire per il servizio civile, dovevo ancora andare. Era arrivata la cartolina però, e maledizione, la cartolina è arrivata adesso, cioè in questo periodo qua, proprio quando cominciano gli scrutini e poi cominciano gli esami. Scusate, apro prima perché se no... no, terribile. Scusate un secondo. Stavo parlando con l'acqua. E non è grappa, immaginate se fosse grappa. Vado dalla preside e le dico, guardi preside, la mia prima, tra l'altro prima supplenza in assoluto, guardi che io non posso fare gli scrutini e men che meno gli esami. Fa, perché? Com'è possibile? Come non si fa? No, non posso perché è arrivata la cartolina a precetto, devo partire, se no mi mandano in galera, finisco in carcere. Lei mi guarda con un sorriso
E mi fa, ma lei sa, bel giovane, perché era una straordinaria signora di cui sono ancora innamorato, ma lei sa, bel giovane, che un uomo vero deve andare in prigione prima o poi per restare uomo vero? E ho detto, preside, preferisco essere un uomo non tanto vero, almeno per un certo periodo di tempo. No, in prigione bisogna andare perché c'è un'umanità variegata in prigione, in carcere, un'umanità sfortunata. C'è qua a Udine un progetto meraviglioso che si chiama Progetto Icaro. Che nome, Icaro, che vola al di sopra dei nostri labirinti, anche se ha le ali di cera e rischia di precipitare per il piacere di volare troppo in alto. Però Icaro crede che sia ancora possibile andare oltre il labirinto. Ecco, questo progetto Icaro organizza tra i detenuti delle ore di chiacchiere, di letteratura, semplicemente così, come stiamo facendo. Immaginate di essere degli ospiti di Via Spalato. Triste, eh? È triste esserlo. Siete dimenticati dal mondo. Però la letteratura arriva e ti fa sognare. Per tanti anni ho incontrato un signore, un ospite, chiamiamolo ospite, di Napoli. L'ho incontrato tanti anni, quindi qualcosa deve aver fatto. La prima volta mi fa, professor, letteratura, ma mi raccomando, che sia d'evasione, che è una cosa che solo Napoli ha un cuore straordinario, così grande da poter immaginare che la letteratura sia sempre letteratura di evasione. Vabbè, in una delle ultime chiacchierate che ho fatto con quegli amici lì, mi sono accorto, perché poi tu racconti un po' la tua storia, loro ti raccontano in parte la loro, che ce n'era uno molto giovane, rom, io li chiamo ancora nobilmente zingari, visto che la mia famiglia molto spesso è stata additata per essere una famiglia di zingari, l'hanno anche scritto sotto casa mia, ai tempi di mio padre. Floramo zingaro torna in Istria. Mia mamma l'ha vissuto come un elemento di onore, come se fosse una sorta di medaglia. La politica all'epoca si occupava anche delle popolazioni che non avevano nessun altro diritto e qualcuno protestava perché si cercava di dare diritti, campi, acqua, anche alle carovane dei Rom. Insomma, c'era un ragazzo Rom, poi c'era un signore che veniva dalla Bulgaria e un signore che veniva dalla Serbia. E io a un certo momento non sapevo che cosa raccontargli e gli ho raccontato una storia che a me ha sempre preso il cuore. Ed è una storia inevitabilmente balcanica, cioè mi trovo 3 balcanici che tra l'altro non possono neanche scappare, io posso finire la lezione tranquillamente. E la storia è ambientata nel 1944 a Sarajevo. A Sarajevo nel 1944 gli Ustascia croati, fascisti, arrivano e assieme ai nazisti organizzano una deportazione di massa di tutti coloro che sono dissidenti, dei Rom e dei serbi che riescono a pizzicare. All'epoca Sarajevo era parte del grande stato Ustascia croato, il cui motto era limpidezza di sangue. Il sottotitolo era Prima i croati. E insomma, la storia ha anche molte attinenze, molte risonanze. Insomma, li prendono, sono centinaia di persone, li caricano sui vagoni piombati e poi il treno parte verso Jasenovac, che è una delle camere oscure della storia, e dove venivano massacrati i prigionieri a colpi di mazza ferrata perché era meglio utilizzare le pallottole contro i partigiani di Tito piuttosto che contro i dissidenti, i Rom o i serbi. Quelli li potevi anche uccidere a mazzate di ferro. E mentre loro partono e il treno lentamente comincia la sua strada, tutum, 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 tutum. Io mi sono immaginato sempre che per l'anima rom, per l'anima che ha una nostalgia profonda, per tutte le anime balcaniche, anche se vai a morire puoi farlo cantando. E se lo fai cantando, come diceva il mio Amir, non dai ragione a loro.
e comincia proprio il vagone degli zingari a cantare un canto che è diffuso in tutti i Balcani, Soltanto che gli zingari, i rom, lo chiamano ederlezi, mentre invece la popolazione serba lo chiama Đurđevdan, il giorno di San Giorgio. È un canto di primavera. Dice che sta tornando primavera, il giorno di San Giorgio, i prati ritornano, ci sono i fiori. Tra un po' sarà il tempo di raccogliere le susine e poi di lasciare che il calore del sole le renda polpose e poi ne farai racchia per gli amori che verranno. Ma io no, dice il canto, io no, io non posso più. E loro non potevano più perché andavano a morire. E allora partono gli zingari e cominciano a cantare. E i serbi invece lo intonano allo stesso modo, perché è lo stesso canto, soltanto che lo cantano in serbo. E i vagoni che vanno a portare alla morte queste persone diventano un circo di voci che cantano. Allora gli aguzzini cominciano a dare colpi con il calcio del fucile perché la smettano, e loro no. Cantano ancora più forte. E allora gli aguzzini scendono dal treno, prendono lo strame, il fango e cominciano a coprire tutte le feritoie in modo tale che si soffochino dentro ma non cantino più, e invece loro ancora e cantano. E da un momento all'altro, villaggio dopo villaggio, la gente, le donne, gli uomini, i bambini si mettono lungo la massicciata del treno e tutti cantano, tutti cantano. Chi è Derlezi, chi Đurđevdan, non importa, cantano e li accompagnano a morire, coralmente. Questo racconto, questo ricordo ai miei amici che si trovano in via Spalato. Il ragazzo rom piange, perché è una storia che conosce. Il serbo, no, ma vedi che gli trema il labbro. Il bulgaro si alza e mi abbraccia. E io gli dico, mi piacerebbe che la cantassimo assieme, ma avrei bisogno di rakia per farlo, perché se no non ho coraggio. E il ragazzo rom si alza e mi porge una bottiglietta come questa. E mi fa, Evo, eccola qua, bevi, giveli! E gli dico, ma cosa, ma vi passano la grappa in via Spalato? E la risposta è una risposta incredibile, la risposta è no. Ma se sogni tanto forte, ti potrà sembrare una grappa molto buona. E allora con voi oggi voglio fare lo stesso esperimento. Provo. Ancora un goccio. Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Evo zore, Bogu paze pomolim, o Đurđevdan je, a ja nisam s onom kosum voli. Đurđevdan je, a ja nisam s onom koju volim. Buoni Balcani a tutti, buona pace. Grazie. Rakia. Qua c'è rakia invece, non è. Grazie, grazie mille. Grazie per la pazienza, grazie tanto. Alla pace. Pace. Grazie. Grazie a Martina.
a Vicino Lontano, alla Notte dei Lettori, a voi tutti, grazie. Mir, pace, Givio. Ce l'ho. Grazie Angelo Floramo. Sai Angelo, voglio raccontarti una cosa al volo. Nelle varie tappe che abbiamo fatto di Aspettando la Notte dei Lettori, siamo entrati anche in carcere, nella casa circondariale di Udine, e lì ho osato chiedere a loro, che stanno scontando la loro pena ma sono comunque in una situazione di reclusione, di parlarmi del viaggio. E qualcuno è riuscito a raccontarlo. Poi c'è stato chi parlava solo russo e così non ce l'abbiamo fatta a capirci. E allora ho chiesto di fare il disegno. E così alla fine si sono messi a fare disegni anche gli altri. Li abbiamo mostrati questi disegni e chi c'era all'inaugurazione sotto la loggia del Lionello li ha visti. E allora c'era un disegno con il fuoco, le macchie rosse del sangue anche nella zona dell'Ucraina e di Odessa. E poi c'era un altro disegno con il mare Adriatico, di chi l'ha attraversato con il gommone. E poi invece c'era un altro ancora di un detenuto che mi ha detto non te lo disegno il viaggio che ho fatto io perché mi dà dolore e non ti disegno nemmeno il viaggio che farò per scaramanzia perché devo aspettare di uscire, però mi ha disegnato il viaggio interiore ed è fatto di tante scale che però hanno degli archi come dei ponti, i ponti di cui hai parlato tu. Grazie per queste suggestioni, per questo viaggio meraviglioso nei Balcani. Breve storia sentimentale dei Balcani. Angelo Floramo. Prima di salire devi firmare le copie a tutti loro. Qui c'è il banco libero. Comincia. Angelo Floramo, La Notte dei Lettori. Grazie a tutti. Io vi ricordo, come vi dicevo, alle 22:30 si sale in castello per questo spettacolo mozzafiato e poi domani alle ore 9 passeggiata in piazza Primo Maggio con Paolo Medeossi, che è la memoria storica di Udine, un appuntamento fisso della Notte dei Lettori, insieme a Italia Nostra, sezione di Udine. E poi alle ore 11 al Palamostre, un nome nazionale, Ascanio Celestini, grande regista, grande attore, ma sarà domani in veste di scrittore con il suo libro che ci porta indietro di 80 anni, al 4 giugno del 1944, La liberazione di Roma, raccontata attraverso i ricordi della famiglia. Al Palamostre domani alle ore 11 e poi qui sotto la loggia alle ore 17 avremo Toni Capuozzo, Cos'è la guerra? Il nuovo libro che racconta i conflitti di oggi ai ragazzi con un linguaggio e con immagini a fumetti che proprio va incontro alla comprensione di cui hanno bisogno appunto questi ragazzi. E poi ancora alle 18:30 abbiamo Giulia Morello in Corte Morpurgo, un evento in collaborazione con Vicino e Lontano che ci racconta la storia di Pippa Bacca, questa giovane artista che viene uccisa in Turchia proprio mentre stava facendo una sua performance per la pace. Alle ore 20 invece qui sotto la loggia appuntamento spassoso e divertente con Luca Bianchini, che è il conduttore radiofonico, scrittore, lo vedete spesso in televisione, arriverà con a proposito di viaggio, Il cuore uno zingaro, è il suo ultimo romanzo giallo, ma già prelude a tutto un revival, no? Il cuore uno zingaro è una canzone, quindi ci porterà indietro nel tempo in maniera spassosa e divertente. E poi finale in Corte Morpurgo con il concerto Spirit of Peace. Trovate tutto su www.lanottedeilettori.com e sui vari libretti. Grazie ancora, ci vediamo in castello. Angelo Floramo è lì per voi per l'autografo.